penso che più comunisti, più persone con un bel tatuaggio di Marx nella spalla potrebbero andare bene, quindi meglio una nuova fazione che ci possa aiutare a crescere. Io direi di posizionare una nuova torre di guardia qui, ragazzi, e edificarla rapidamente, perché i crucchi si ritrovano proprio al di là delle nostre coste. E questo è un bug, ragazzi, sicuramente, questa piccola finestrella aperta in alto. Allora, 9 persone dall'università mancano sicuramente, però abbiamo collocato la nostra nuova zona e tra qualche anno avremo delle ottime opportunità a livello scolastico. Intanto aumentiamo anche la sezione delle nostre nuove scuole, ok, addirittura alcune scuole sono al massimo delle loro possibilità. Perfetto, 75%, le persone lodano la nostra persona. Io direi di posizionare con questi $15.000 un altro ufficio dei camionisti qui, così, attenzione. Benissimo. Costruzione rapida. Come va con le ricerche? No, le ricerche, eccole qua. No, maledizione. Eccole qui. Allora, stavamo ricercando il socialismo. Perfetto, altri 3 mesi. Cosa ho letto? Aspettate. Nessun punto di ricerca. Come no? Come nessun punto di ricerca? Perché non possiamo ricercare? Ecco, appunto, perché vedevo da tanto tempo che la ricerca non andava avanti. Che è successo? Allora, socialismo, nessun punto di ricerca. Come mai? Allora, ragazzi, ma mi sembra di aver posizionato proprio da questa parte un osservatorio stellare, qualcosa del genere. Appunto, vediamo di utilizzarlo proprio. Eccolo qua. Ecco, vediamo di posizionare una bella strada e di sfruttarlo. Eccolo qui. Perché non abbiamo appunto più punti di ricerca? Perché probabilmente non lavora nessuno nella biblioteca, perché servono dei laureati. Meglio invitare immediatamente dei lavoratori stranieri per proseguire. Non è roba da tanti anni, ragazzi, sicuramente pochissimo tempo che non abbiamo dei lavoratori. Intanto delle altre caserme, come dice la nostra nuova il nostro nuovo indice di ricerca qui in basso, sono sicuramente utili. Una nuova caserma vicino alla nostra sezione appunto militare, che deve essere questa, così. Benissimo. Vediamo un po' come stanno andando queste casette qui. Ancora niente lavoratori. Meglio collocare qua, ragazzi, una bella piantagione di cacao. Allora, vediamo un po'. Una bella piantagione di cacao, anzi più di cacao, di caffè. Ecco qui, appunto questa è la zona ideale. Vediamo di posizionarla verso la strada, così. Benissimo. Così i lavoratori sicuramente saranno più come dire, avranno più opportunità di trovare casa qui vicino. Mi dispiace di aver collegato alla strada. Eccola qua, Figaro, eccola qua, una bella opera del genere, però dobbiamo sicuramente sfruttare meglio questi spazi. Allora, il conservificio come va? Vediamo, un output davvero molto elevato. Allora, pesce input 0, perché pesce 0? Attenzione, che succede qui? Perché abbiamo tutto questo pesce da queste parti e non abbiamo una grande esportazione? Potete vedere che all'interno di questa sezione abbiamo tanto ananas, tanto caffè, ma pesce completamente 0. Per qual motivo? Vediamo un altro ufficio di camionisti proprio messo da questa parte. Dobbiamo riuscire a far fronte a tutte le nostre richieste, quindi un altro ufficio appunto da queste parti potrà aiutare i nostri cittadini. Allora, magari una bella sezione di raccolta pesce potrebbe farci comodo. Vediamo qui. Attenzione, magari un pochettino più a sinistra. Ecco, abbiamo appunto 5 stazioni di stoccaggio pesce per riuscire appunto ad esportarlo meglio. Allora, infatti vi ricordate, ragazzi, che avevamo avuto dei problemi con il pesce, quindi attenzione. Vediamo di collegare meglio la strada. Bene, allora, così può andare bene. Velocizziamo il tutto. Tutti sono scossi. E arriva un bel terremoto, ragazzi, proprio nell'isola. Non si capisce un accidente. Attenzione, mi inizia a girare la testa. Eccoci, mamma mia, non si capisce. Il terremoto si è concluso. Oddio. Ce l'abbiamo fatta. Ora ripenserò alla mia vita e alle mie scelte. Meno male che la Società delle Nazioni, ragazzi. Tropicani! La notte scorsa io e Marcos abbiamo fatto faville, ma vi assicuro che l'unico tetto crollato per questo è stato il nostro. Allora, ripariamo qualche edificio. Vediamo questo. Ok, lo possiamo riparare immediatamente. Una vecchia piantagione. Ok. La Società delle Nazioni, ragazzi, è nata nel 1920. Intanto ripasso un pochettino di storia. Ci ha finanziato. Eccola qui. Quanto? $7.000. Dopo aver esportato la rivoluzione, ah, giusto, è ora di raccoglierne i frutti. I nostri compagni di tutto il mondo si uniranno a noi se glielo consentiremo. certo, dobbiamo mantenere la qualità delle abitazioni sopra la norma. E per adesso stanno arrivando i comunisti. Benissimo. Intanto il casino è stato già ultimato. Aumentiamo l'efficacia, quindi nuovi visitatori disponibili. Aumentiamo anche le nuove abitazioni. Allora, io penso che una villa da queste parti ci può stare, ragazzi. Anzi, forse la sezione non è molto adatta, però mettiamo altre residenze qui, per esempio 1, 2 e 3, così. Ho una confessione da fare. Sono appena uscita da una relazione molto difficile.
Le cose sono partite bene, ma presto hanno preso una piega così brutta da lasciare tutto in macerie. Un po' come sono in macerie molti edifici dell'isola. Oh, un attimo. Allora, vogliamo ripararli? Un attimo, amica mia. Abbiamo degli edifici danneggiati, adesso li ripariamo. Sono sicuramente... la missione cattolica addirittura. Perfetto, ripariamoli. Scusa, un attimo. Intanto il pesce arriva nella nostra nuova sezione. Vediamo un po'. La miniera d'oro da queste parti ancora nessuno. Purtroppo non lavora... le scimmie potrebbero lavorare qui dentro. Vediamo un pochettino invece da questa parte. Stiamo continuando ad esportare. Con l'intrattenimento come va? Allora, turismo, la sezione di polizia, perfetto, l'osservatorio, l'ambasciata, vediamo come va. L'acciaieria, produce acciaio lavorando ferro e carbone. Però ragazzi mi sa che possiamo abbandonare il processo di produzione d'acciaio, perché abbiamo perduto appunto la nostra vecchia industria, la nostra vecchia miniera di ferro, e carbone nella nostra isola sicuramente non ce n'è. Vediamo un po', io direi di esplorare anche queste nuove zone. Dov'è il nostro palazzo? Esploriamo appunto questa nuova zona. Allora, eccola appunto dove era il nuovo... la nuova sezione di raccolta. Allora, continuiamo ragazzi a procedere. No, vediamo di procedere con la velocità al massimo. Mi sono davvero ripreso ragazzi da un periodo molto negativo per quanto riguarda questa sezione dell'urbanistica, e anche per quanto riguarda la situazione economica. Abbiamo adesso il 70%, la popolazione ci adora. Per quanto riguarda la felicità stiamo aumentando. Per quanto riguarda la sanità purtroppo ancora siamo sotto la norma. Però davvero abbiamo fatto anche ottimi passi per quanto riguarda la sezione della religione. Perfetto, intrattenimento. Io direi di potenziare anche la sezione della... Presidente, non ricercare questo soggetto. Non sai che in questo modo studierai il socialismo? E tutti sanno che questo è male. Dovremmo restare fedeli al nostro attuale modello capitalistico, che a parere mio, dei miei familiari e dei miei amici, rimane il migliore possibile. Lo so amico, però potete vedere che ci hanno sostenuto i comunisti e i socialisti sin dall'inizio. Meglio ricercare appunto quest'ambito. Allora, vedete, abbiamo esclusivamente un medico da queste parti. Sicuramente 33 visitatori massimi, quindi non abbiamo ottime possibilità di salvare le nostre persone da eventuali malattie. Dobbiamo sicuramente far qualcosa. Innanzitutto dobbiamo avere dei nuovi laureati. Da questa parte potete vedere che con la nostra grande università riusciamo ad avere un'ottima qualità del lavoro, però dobbiamo per forza lanciarci nel nostro programma di alfabetizzazione. Eccolo qua, aumenta l'efficacia delle scuole superiori e università, aiutando tutti gli studenti a completare gli studi molto prima. Il costo di mantenimento si basa sul numero totale delle strutture. Meglio emanare questo editto, ma sicuramente anche il sostegno ai mutui. Riduce il livello di agiatezza necessario per vivere in tutte le strutture. Il costo di mantenimento dipende dal numero delle persone. Industrializzazione, riduce il costo delle fabbriche. Sicurezza sociale, garantisce un reddito minimo ai bambini, studenti. Il costo di mantenimento dipende dal numero di persone. Meglio il sostegno ai mutui. Perfetto. Allora, magari poi elimineremo l'editto, però per adesso sta andando bene. Abbiamo una nuova clinica, adesso al massimo, già 9 persone. L'ospedale ancora non è disponibile, ma aspettiamo ancora un po'. Ok, posizionerò magari un'altra clinica da questa parte, costruita rapidamente, con una nuova ala ospedaliera. Eccola qua, aspettate un attimino. Eccola qui, perfetto, una nuova ala ospedaliera, eccola qui, e un'altra appunto da questa parte. Mettiamo anche un nuovo manager all'interno, deve essere appunto da questo, eccolo qui, un responsabile, magari un leader sindacale. La qualità del lavoro è aumentata. Perfetto. Allora, la nostra fabbrica, ampliamento officina, aumenta di 6 il numero dei lavoratori e di 50 l'efficacia. Tac. Oggi ci sono stati segnalati diversi blackout. Abbiamo avuto Vero? anche dei problemi qui al bar. Il taro meccanico è rimasto fermo per mezz'ora prima che riuscissi ad alimentarlo con 2 anguille elettriche. Perché questi problemi, ragazzi? Perché abbiamo problemi di energia? Maledizione, che cosa sta succedendo? Allora, non abbiamo forse abbastanza lavoratori. Diamo un'occhiata. A quanto pare il carbone è disponibile, quindi 6.000 unità. Non ci sono forse abbastanza lavoratori per sostenere questa nostra, questo fabbisogno energetico, ma... cosa sta succedendo? Aspettiamo un attimo. La felicità per adesso è sopra la norma. Potete vedere che le centrali non ricevono abbastanza energia per funzionare, neanche addirittura le nostre vecchie fabbriche. Vediamo un po' qua come sta andando. Addirittura il conservificio riesce a funzionare, il cabaret e il casino stanno funzionando. Per adesso sì, però attenzione che dobbiamo recuperare su quest'ambito. Allora, generata 330, consumo 170, energia totale 146. Quindi energia disponibile 6. Perché? Attenzione, perché questo problema, ragazzi? Attenzione, cosa sta succedendo? Vediamo un po'. Ah, ecco, perfetto, siamo riusciti a recuperare. Allora,
Per adesso siamo riusciti ad eliminare il problema. Abbiamo collocato un bel cabaret, un casino. Io direi di lanciarci anche al più presto in una sezione nuova di intrattenimento. Intanto dei nuovi lavoratori a presto arriveranno. Vediamo un po'. Vediamo. La nostra grande università funziona. Qui col pesce stiamo andando bene. Ci sono nuovi accordi commerciali. Vediamo un po'. Attenzione. Allora, agricoltura, tutte importazioni, ferro, carbone, assi, acciaio, beni di lusso, sigari. Attenzione, niente, mi sa che dobbiamo solo importare carbone purtroppo. Allora, vediamo se possiamo esportare queste nuove unità. Una caserma, intanto arrivano sempre comunisti. Potete vedere che non ci sono appunto lavoratori nelle cliniche. Vediamo un po'. Vediamo, ecco, abbiamo già i soldi necessari. Dobbiamo investire, ragazzi, adesso su qualche altra cosa. Allora, abbiamo lanciato la nostra industria. Funziona bene, come potete vedere. Siamo sempre in surplus, profitto 20.000. Quindi abbiamo pesce, ananas e caffè. Dobbiamo adesso, ragazzi, lanciarci su qualche altra cosa. Quindi esploriamo la nuova area per vedere un pochettino cosa c'è da queste parti e capire cosa possiamo fare in questa zona. Allora, io direi col turismo ancora non ci possiamo lanciare, dobbiamo aspettare la guerra fredda. Però già iniziamo a pensare, possiamo sfruttare quindi questa zona in modo tale da chiamare a raccolta i turisti. Però attenzione, intanto io posizionerei, sempre per rafforzare il nostro impero, delle nuove piantagioni, magari anche... Ma perché non lanciarci, ragazzi, nella nostra sezione del... dove erano? Attenzione, deve essere appunto da questa, la fabbrica di sigari, dov'è? Allora, fabbrica di sigari... Deve essere appunto da queste parti. Ecco, la fabbrica di sigari. Allora, ragazzi, ma visto che abbiamo i soldi che stiamo lanciando davanti tante aziende, perché non possiamo lanciarci anche nella fabbrica dei sigari? Il nostro obiettivo sono $1 milione, date un'occhiata. Perché non potenziare anche la nostra... il nostro stato in questo determinato ambito? Allora, sigari, vediamo di creare del tabacco. Perfetto, guardate del territorio favorevole. Allora, con calma. Una piantagione qui. Un'altra qui. Tabacco. Così. Un'altra ancora. Allora. Perfetto. Bene, ragazzi, eccoci finalmente arrivati nel nostro 1934, nel luglio 1934. Ho già posizionato, come potete ben vedere, le nostre grandi aziende di tabacco. Allora, nel 1934, quindi Hitler sta già iniziando a industrializzare la Germania. Come vi ho detto, tra poco inizierà la guerra, quindi tra poco si lancerà nell'annessione dell'Austria, della Cecoslovacchia, tutti quei territori limitrofi alla Germania. Si lancerà quindi anche all'attacco della Polonia. Quindi penso che arriverà anche a Tropico, con la conquista. Già è arrivato 2 volte con quei dannati nazisti che ci hanno rotto le scatole per ben 2 volte consecutive. Comunque dobbiamo stare attenti anche poi dopo la seconda guerra mondiale a sfruttare la guerra fredda per rinsaldare ancora di più il nostro patrimonio economico. 2 missioni. Abbiamo un'occasione perfetta per accumulare merci scatola. Ora sono proprio nella situazione perfetta. È il momento di fare un po' di soldoni. Ah, dovrei crearmi una specie di risata malvagia. Allora, possiamo aumentare il prezzo delle merci scatola, 20 rapporti con i capitalisti e meno 10 con gli alleati. Non importa, meglio fare soldi, ragazzi. Quindi, come vi ho detto, tra poco inizierà la seconda guerra mondiale. Chissà quello che accadrà, ragazzi. Può essere che Hitler e tutta appunto la sua armata nazista arrivi immediatamente a Tropico e ci conquisti immediatamente, oppure si dedichi interamente all'Europa. Comunque siamo nel 34, ancora manca un po' all'inizio della seconda guerra mondiale, però neanche tanto, appena 5 anni. E quindi dobbiamo sempre stare attenti, allerta. $20.000 sotto, però credo che con le nostre nuove industrie di piantagioni di tabacco riusciremo, penso di metterne appunto 5, ragazzi, e poi una bella fabbrica di sigari da questa parte. Allora, arrivano i comunisti, le merci scatola adesso vedremo di esportarle. Meno male che qui in porto abbiamo ottimi profitti. Eccoli qua che arrivano. Presidente, dopo approfondite ricerche abbiamo scoperto la bussola. Se trovava nel tuo armadietto, dietro ai piani, porre il dominio del mondo sotto la bottiglia di rum. L'ho prestata ai nostri capitani, così non dovranno più navigare basandosi sul loro olfatto e potranno usare navi più grandi ed efficaci. Perfetto, anzi io questi soldi li utilizzerei per il nostro nuovo bacino di carenaggio. Vediamo se lo possiamo trovare, ragazzi. Allora, bacino di carenaggio, forse questi porti possono essere migliorati. Vediamo un po', sbloccato bacino di carenaggio, dov'è? Attenzione, vediamo un po', deve essere da queste parti, forse militare. Attenzione, deve essere forse nelle infrastrutture. Porto, no, ma perché? Attenzione, ditti, costituzione, ricerca, vediamo un po'.
Bacino di carenaggio, nuovi edifici. Bacino appunto di carenaggio, nuovo effetto, mappa di tropico rivelata. Ma dove si trova appunto questo bacino di carenaggio? Vediamo un po'. Attenzione, appunto, nelle materie prime non credo che sia disponibile, nell'industria neanche. Forse con i nostri nuovi fondi che arriveranno riuscirò a vederlo. Sarà per adesso occultato solo dal grigiore, perché non possiamo costruirlo. Allora, troppo distante dalla rete stradale connessa a un edificio di costruzioni. Come? Siamo abbastanza vicini. Vediamo di collegare anche una nuova bella strada. Eccola qui. Perfetto, adesso come va? Benissimo ragazzi. Allora, vediamo se possiamo trovare il nostro bacino di carenaggio. Allora, deve essere appunto qua vicino. Attenzione. Ah, eccolo qua, bacino di carenaggio. Aumenta la velocità delle nostre navi mercantili. Credo che ragazzi ci servirà tantissimo questo elemento. Vediamo di posizionarlo molto vicino alla sezione del porto. Qua può andare bene. Eccolo qua. Il flusso di denaro sta aumentando. Secondo i miei libri di psicologia, ora dovrei darti un premio. Benissimo, abbiamo ridotto anche il costo dei nostri nuovi edifici industriali per i prossimi anni. Allora, queste piantagioni le costruiremo rapidamente. Perché siamo troppo distanti dalla rete stradale? Come siamo distanti dalla rete stradale? Vediamo di unire tutto. Attenzione ragazzi, mettiamoci bene. Oh, mamma mia, ho tagliato un campo, maledizione, non me ne sono neanche accorto. Ma vabbè, qualche piantina è rimasta purtroppo. Allora, vediamo di mettere delle nuove costruzioni. Ok, posizioniamo anche delle nuove piantagioni qui in basso. Piantagioni di tabacco. I nostri grandi ragazzoni fumeranno sigari tropicani alla grande, uno dietro l'altro. Benissimo, 5 piantagioni possono andare bene. Colleghiamo la nostra bella strada a una sezione per l'industrializzazione forzata e quindi per la costruzione della nostra nuova fabbrica di sigari. Eccola qua, Tropico Forever, mamma mia. È una nuova sezione dell'ufficio di camionisti per esportare tutto alla grande. Nuova missioncina qui in alto. Signor Presidente, secondo i miei calcoli l'economia tropicana è destinata a collassare, a meno che tu non fornisca ai ricchi delle possibilità per arricchirsi. 2 edifici di trattenimento e sicuramente i capitalisti ci sosterranno ancora di più. Allora, 1000 persone a Tropico ragazzi, finalmente. Allora, nuove piantagioni già pronte, stanno iniziando a raccogliere. Il bacino di carenaggio ci farà scoprire tutta la mappa, come ovviamente volevasi dimostrare. Abbiamo dell'ottimo carbone da questa parte, una bella strada ragazzi, per evitare le importazioni dalla Colombia o dal Venezuela, non ricordo. Intanto eccoci qua. Vediamo un po' se c'erano altre miniere. Vediamo un po', miniera di carbone importantissima. Qui addirittura antiche rovine, sito archeologico lontano. Allora, una nuova strada ragazzi. Dobbiamo innestare il nostro processo di raccolta di carbone. Ah, attenzione, qua cosa c'è? Cosa c'è? Attenzione ragazzi, attenzione. Oh, calma. Cosa c'è? Che è una semplice roccia. Maledizione. Vediamo di andare immediatamente alla costruzione di una nuova sezione carbonifera. Maledizione, non ci bastano i fondi. Va bene, procediamo. Allora, stiamo andando avanti. Qui dove siamo? Vediamo un po'. Nuovi soldi, nuove costruzioni. Ok, l'ufficio dei lavoratori anche. La fabbrica di sigari purtroppo no, dobbiamo farla costruire ai nostri grandi lavoratori. Bene, l'ufficio di carenaggio è stato appena adesso completato. Non ha nessun responsabile, però serve la scuola superiore, quindi credo che ce la possiamo cavare. Allora, bene, una bella strada qua vicino. L'università sta andando alla grande. Vediamo come vanno invece le nostre sezioni. Presidente, abbiamo scoperto un modo per ridurre i caduti in battaglia. Ok. Dobbiamo soltanto mettere i soldati più incompetenti e inutili in prima linea e fare indossare loro uniformi dai colori vivaci con 1000 decorazioni. Così si sentiranno importanti, acquisteranno fiducia in loro stessi e non intralceranno le operazioni. Le nuove abilità dei nostri generali sbloccate, fantastico. Adesso vediamo di ricercare appunto fabbrica di gioielli, ok, tangenti e la nostra contabilità. Anzi, prima la banca e poi la contabilità, per accumulare molti soldi nel nostro conto in Svizzera. Allora, le scuole superiori vanno bene, credo che il giornale funzioni, perfetto. Ah, abbiamo collocato 2 giornali, pensavo di non averlo posizionato prima. Va bene, la felicità è sopra la norma, ragazzi, voglio vedere la fabbrica di sigari pronta. Dov'è? Attenzione. Eccola qua, siamo quasi, stiamo iniziando appunto la costruzione. Vediamo di velocizzare il processo. Nuove fabbriche di sigari, come va la sezione dei senza tetto? Senza tetto 70, abbiamo avuto un grande crollo di questo numero insormontabile che appunto non sembrava scendere mai. Però la felicità sta scendendo, attenzione, 70% non mi piace, meglio 71%. Qui come va? Attenzione, ancora ambientalisti, la centrale funziona. Stiamo inquinando purtroppo tutta la sezione, vediamo un po' come va con l'inquinamento
inquinamento. Eccola qua, inquinamento attuale, potete vedere che questa è la zona più inquinata. Mamma mia dell'inquinamento, potete vedere che abbiamo fabbriche enormi che sbuffano alla grande. Le sezioni adatte ai turisti saranno sicuramente queste qua in basso. Allora, la felicità sta leggermente aumentando, le chiese sono sempre strapiene come potete vedere. Vediamo di posizionare magari un inventore, magnate, avido, agitatore. Aumenta l'approvazione del regime da parte dei lavoratori. Più che regime, la nostra è una grande democrazia, quindi non ci sono problemi. Vediamo di posizionare anche una nuova sezione delle residenze, delle nuove case. Eccole qua, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Perfetto. Queste nuove case sicuramente aiuteranno i nostri nuovi lavoratori. Bene, vediamo la fabbrica di sigari, ragazzi, quasi finita. Perfetto. Spero, ragazzi, che questo video vi sia piaciuto. Quest'oggi ci fermiamo qui alla nostra industrializzazione forzata, anche ai nostri nuovi edifici collocati appena adesso. Potete vedere che stiamo migliorando nettamente e la nostra industria si sta sicuramente riprendendo. Qui abbiamo addirittura un pozzo petrolifero, quindi ragazzi mi raccomando fatemi sapere la vostra opinione. Scusate se in questi giorni non sto caricando gameplay come al solito, però purtroppo potete vedere che sono impegnato a studiare. Appena finiremo gli esami definitivamente arriveranno gameplay a manetta. Intanto qui vediamo un po', ragazzi, però maledizione, datevi una mossa. 81%, cioè quanto, appunto, è 3 anni che la fabbrica di sigari appunto è bloccata qui e finalmente anche la nostra nuova fabbrica di sigari funziona con i climatizzatori già accesi. Eccoli qua, guardate che fighi. È già pronta a produrre. Scuola superiore, dei nuovi lavoratori, magari un magnate per aumentare appunto, no, quale magnate? Un nuovo agitatore, aumenta l'approvazione da parte dei lavoratori. Ci saranno tantissimi lavoratori qui dentro, quindi attenzione. Magari una bella casa di campagna qui in basso, anzi 2 casette per i nostri nuovi lavoratori. Qui in alto, ops, calma. Presidente, abbiamo fatto una grande scoperta. Fabbrica di gioielli. Oh, come luccica. Perfetto. Potete vedere, ragazzi, che con questo nuovo osservatore stellare stiamo lavorando alla grande. Vediamo di creare anche una sezione per il nostro inventore, per riuscire ad avere altri punti di ricerca in più, in modo tale da essere competitivi al massimo. Quindi, ragazzi, nei prossimi giorni ci saranno davvero grandi rivoluzioni. E intanto, perché questa fabbrica non lavora, maledizione? Vediamo di creare... Ah, forse per l'elettricità? Ah no, ma credo che possa lavorare anche senza elettricità la fabbrica dei sigari. Certo, probabilmente prepareranno i sigari a mano. Bene ragazzi, siamo arrivati al termine di questa nostra avventura. Spero che il video vi sia piaciuto. Ho cercato di fare del mio meglio. Mi sono basato molto più sul gameplay questa volta, come avete ben potuto vedere. E quindi ci becchiamo all'interno della prossima avventura. Vediamo un pochettino come si evolverà la nostra situazione a Tropico. Grazie ai vostri consigli sono riuscito a migliorare la situazione economica e anche la situazione sociale. Potete vedere che i nostri cittadini adesso sono sicuramente molto più felici del solito, vivendo in una situazione molto più piacevole. Quindi ragazzi, fatemi sapere che cosa ne pensate tramite un bel voto o un commento. Ciao a tutti!